possibilità a questo punto di entrare un po' più nel mondo, diciamo, della musica, come dire, folk, se non sbaglio, un po' questo quello che ci farete ascoltare stasera. C'è una fisarmonica che è quella che suoni tu, Diego, Sì, esatto. e poi abbiamo invece Una serie di altri strumenti. una serie di altri strumentini a corda. Quindi, particolari. Partiamo con un mandolino. Partiamo Esatto. con un mandolino per il primo brano che si intitola Il primo brano si intitola Four Up. 4 Up, 4 su, sarebbe una cosa del Esatto. genere, 4 su, e vediamo che cosa succede mettendone 4 su con un mandolino e una fisarmonica, i TNT qui al Salotto. TNT, questa era 4 Up qui al Salotto con questo repertorio che voi dov'è che andate, diciamo, a pescare? Quali sono, diciamo, i vostri riferimenti? Dov'è che andate, diciamo, ad ascoltare i vostri video preferiti su YouTube, come si usa fare adesso? Non so. Praticamente sono frutto di una ricerca compulsiva su YouTube Una ricerca. che spazia, diciamo, dall'Irlanda all'Inghilterra, in generale in Europa più che altro, dal klezmer al gypsy, e magari prendendo qualcosa dal bal folk, anche se noi non siamo, diciamo, nati nell'ambito del bal folk, però, diciamo, attingiamo abbastanza anche da un repertorio tipico delle danze europee in sostanza. Poi chiaramente con qualche accorgimento, qualche arrangiamento per renderlo un attimino più come musica d'ascolto, insomma. Ci mettete del vostro, giustamente. Esatto. Allora, il prossimo brano invece come si intitola? Allora, Da il prossimo che brano repertorio? si intitola Volcanic Jig ed è diciamo, in origine è un pezzo per violino. Arriva da Cap Breton e diciamo, l'origine di questo brano è celtico, però anche se è stato composto ai giorni nostri, diciamo. Ho capito, quindi una situazione, diciamo, un po' celtica, un po' diciamo del nord, quindi, Esatto, diciamo, un po' sì. del nord, un po' Sì, di si questa... sente un po' molto l'Irlanda, molto diciamo quello che è il ballo irlandese che si chiama jig, quindi un ritmo in 6 ottavi, così. Un ritmo in 6 ottavi potrebbe spuntare l'elfo in Piazza Vittorio, lo diciamo subito, questo grazie ai TNT qui al Salotto.
TNT qui al salotto, ci avete portato praticamente in una campagna, in una festa irlandese, come senso, siamo finiti in una festa irlandese anche per il clima, diciamo, potrebbe ricordare un po' quello dell'isola in questi giorni qui da noi a Torino. In realtà, giusto, visto che parliamo di geografia, voi per geolocalizzarvi siete esattamente di dove? Aspetta che ti apro il microfono.